Macroregione News. MBA, il master che piace. Milano è sinonimo di industria, produttività e di alta formazione nel settore economico, con blasonati istituti pubblici e privati. Potrebbe bastare a se stessa, ma invece no, perché giustamente rimane attenta a quel che succede intorno. Così le antenne di Assolombarda, la Confindustria della Lombardia, hanno captato che a Udine gli omologhi friulani, di concerto con la locale università, hanno creato qualcosa di interessante ed importabile. Si tratta dell'Executive Master in Business Administration, in sigla EMBA, 300 ore di percorso universitario di alto profilo formativo dedicato a manager ed imprenditori, lanciato con successo 2 anni fa a Udine grazie ad una sinergia tra Confindustria Udine e Università di Udine, che ora sbarca a Milano a seguito di un accordo con Assolombarda che ha riconosciuto il master di alto livello nonché adattivo per chi vuole conciliare carriera e formazione, beneficiando di docenti e università di chiara fama ad un costo di circa la metà rispetto a percorsi simili presenti sul mercato formativo. L'accordo con Milano è stato presentato a Udine nella sede di Confindustria con interventi della presidente Anna Mareschi Danieli e del direttore generale Michele Nencioni, del rettore dell'università Roberto Pinton e del direttore del master Marco Sartor. Sì, parliamo di un Executive Master in Business Administration che è plasmato su quelle che sono le necessità del territorio e dei suoi corsisti. Confindustria Udine è riuscita a trovare un buco di offerta e ha cercato di dare una risposta a questo buco di offerta. Sto parlando proprio dell'aggiornamento delle competenze dei nostri imprenditori e degli executive manager della nostra zona. Così abbiamo iniziato a discutere con l'Università di Udine dell'ipotesi di poter definire un master di alta formazione. E ne è venuto fuori qualcosa di veramente innovativo che, dice bene, ha suscitato l'attenzione di una piazza come quella milanese, dove troviamo business school come la Bocconi, come la LUISS, troviamo l'università come il Politecnico di Milano, quindi sono abituati a degli standard decisamente elevati, ma evidentemente l'offerta che noi stiamo dando a Udine è di standard elevato, sia da un punto di vista qualitativo, quindi qualità dei docenti, qualità dei corsi, e soprattutto da un punto di vista di tempistica plasmata sulle necessità di chi lo frequenta, che deve coniugare studio, a questo punto lavoro e anche la famiglia. E non per ultimo il prezzo. Parliamo di circa il 50% in meno rispetto a quello che è un prezzo per un Executive Master in Business Administration di una normale business school. Ed inoltre, essendo un master erogato da una università, questo implica che la certificazione che ne deriva può essere utilizzata anche eventualmente per dei concorsi pubblici. Quindi per la prima volta a Udine abbiamo veramente integrato università e industria, e questo aumenta sì la competitività delle nostre imprese, ma anche la competitività del nostro territorio, rendendolo più attrattivo. Il Master EMBA ha ottenuto fin dal momento del suo varo 2 anni fa un grande riscontro. Assolutamente sì, siamo partiti definendo una classe 2 anni fa, invece che una classe dai 20 alle 30 persone ne abbiamo fatte 4, visto le richieste che erano pervenute. Quest'anno abbiamo ripetuto e sono state definite 2 classi da 30 persone. Parliamo di circa 130 corsisti in tutto, per oltre 300 ore di formazione che vengono svolte all'interno dei 2 anni, con docenti nazionali e internazionali, sia a distanza che in presenza. A Milano perché i contenuti di questa iniziativa evidentemente hanno raccolto l'interesse anche dei lombardi e dei milanesi. Sì, no? C'è dubbio che il progetto nato ormai 2 anni fa con una forte partnership da parte di Confindustria Udine e l'Università di Udine ha saputo ritagliare un percorso che in realtà di cui c'era bisogno ed era piuttosto richiesto. Evidentemente il contenuto, lo sforzo che è stato fatto per creare un contenuto di elevato livello e di fruibilità, utile fruibilità da parte di chi ha partecipato, è stata una leva importante che ha suscitato interesse in Assolombarda. L'esigenza di una formazione aggiornata fa parte di quegli impegni che
che ci si deve prendere nel corso della vita lavorativa, ma una cosa è essere studente a tempo pieno e un'altra è il dover ritagliarsi tempi e spazi nel corso di carriera. Il master ha tenuto conto di questo, oltre che degli input di contenuto segnalati dai corsisti. Essendo che è strutturato sulla base di esigenze concrete, i nostri partecipanti sono per lo più imprenditori o giovani imprenditori o persone in formazione all'interno delle aziende del loro ambito lavorativo. Quindi è chiaro che essendo partito anche raccogliendo le richieste di queste persone, è stato più, magari non più semplice ma più efficace la creazione del percorso. Credo che questo sia stato anche un motivo di vantaggio e lo vediamo anche dalla percentuale di soddisfazione dei nostri partecipanti e il numero che è sempre piuttosto elevato. Devo dire che però va dato anche merito ai due partner, Confindustria e Università di Udine, perché si sono messi insieme per creare questo tipo di percorso e quindi questo testimonia ancora una volta che se c'è un'interazione fattiva e volonterosa da parte del mondo dell'industria e dell'impresa, il mondo dedicato alla formazione come l'università, si possono ottenere degli ottimi prodotti di alta formazione. Euroregione News.